Bentrovati, eccoci all'appuntamento come di consuetudine giornaliero o serale per quanto riguarda Caffè TV24, mentre la nostra web TV che produce il nostro programma www.venetoglobe.com trovate tutti i nostri servizi, tutte le nostre interviste in modalità on demand. Vi dicevo del Caffè TV24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'emittente è quella che copre tutto il nord Italia, Emilia-Romagna e Marche comprese. E allora andiamo a vedere insieme le principali notizie. Le scopriamo parlando di automobilismo, parliamo di Formula 1, parliamo di Ferrari, perché prove in Formula 1 e Vettel su Ferrari vola a 250 all'ora. Possibile la rottura di una sospensione o di un mozzo della ruota. Per il pilota nessun problema. Andiamo in Serie A mentre si attende la prossima giornata di campionato che inizia domani con Cagliari-Inter. C'è stata di scena l'altro giorno la Coppa Italia e ieri sera naturalmente, l'altro giorno all'Olimpico Lazio-Milan terminata 0-0, altro pareggio ieri sera a Firenze al Franchi, però un pareggio bellissimo 3-3 con la formazione di Gasperini, l'Atalanta in vantaggio per 2-0, poi si è fatta accorciare le distanze, recuperare e il 3-3 finale veramente è stato di una bellezza incredibile. Tra 2 mesi vedremo quello che succederà in questa appassionante semifinale. Andiamo in Serie B dove vanno in campo naturalmente le Venete con questi impegni, un impegno piuttosto intenso che comincia con la 27ª giornata, Foggia-Cosenza, l'anticipo, mentre sabato Brescia-Cittadella, Padova-Crotone, domenica invece ci sarà un derby importante, Verona-Venezia, tra due squadre che sono leggermente in crisi in questo momento. Il Venezia perché ha perduto ieri sera contro il Perugia per 3-2 e il Verona che non riesce ad avere una linea di galleggiamento, una linea di continuità con il tecnico Grosso, ancora una volta in predicato di poter saltare dalla panchina. Parliamo di Serie D, ci avviciniamo ai gironi che controlliamo e seguiamo regolarmente domenicalmente. Serie D girone C si è giocata la 25ª giornata, la si è giocata anche in casa Montebelluna, purtroppo con una sconfitta riportata dal campo di San Giorgio per 4-3. In eccellenza anche qui giocata la 25ª giornata nel girone B, Luparense e Lia Piave la fanno da padrona, Luparense 56 punti, Lia Piave 53 in attesa tra un paio di settimane dello scontro diretto a San Polo di Piave tra Lia Piave e Luparense, quello che deciderà più o meno insomma il campionato. Per la promozione le nostre telecamere si sposteranno domenica in quel di Villorba, andremo a seguire Villorba Prodeco Montello anche per certificare e seguire la buona annata della formazione di Marco Marchetti che vedete inquadrato in questa immagine di repertorio della nostra regia. Comandano infatti la classifica Portogruaro e Prodeco Montello, scusatemi, che hanno staccato le altre, lo Pitergina è a 42 punti circa. È tempo di Coppa Italia invece per quanto riguarda il basket femminile, tempo di Coppa Italia, ecco il cartellone che ricorda la Final 8 che si gioca a San Martino di Lupari nel Padovano. Importante il programma con le gare dei quarti che vedono di fronte Ragusa, Vigarano, la Veneta Schio contro Lucca, poi Broni contro Sesto San Giovanni e poi il derby fratricida tra Venete, Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, padrone di casa. 1, 2, 3 marzo al Palalupe di San Martino di Lupari l'appuntamento è con la Coppa Italia Final 8 femminile. Appuntamento invece maschile con la Coppa Italia anche in questo caso, da domani a Porto San Giorgio le partite della LNP Coppa Italia Old Wild West si giocheranno al Palasavelli di Porto San Giorgio, alle 14 Virtus Roma Tezenis Verona, alle 16:15
16 De Longhi Treviso Basket contro Benacquisti Latina, alle 18:30 Lavoro Più Bologna contro Angelico Biella, e nelle file dell'Angelico Biella chi ti ritroviamo? Beh, ti ritroviamo Michele Antonutti, perché la De Longhi Treviso Basket, qui in un'intervista di repertorio con la nostra Valentina Dalmas, la De Longhi Treviso Basket comunica infatti di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale con Michele Antonutti. La società ringrazia Michele per il suo apporto alla causa di TVB in queste 2 stagioni e gli augura un positivo prosieguo di carriera nella sua nuova avventura a Biella, e vedremo se magari le due compagini si affronteranno, anche se sulla strada dovesse andare bene come speriamo naturalmente l'incontro con Latina, potrebbe incontrare la vincente tra Bergamo e Montegranaro, quindi Montegranaro ancora sulla strada, perché poi se lo ritroveranno il 10 marzo al Palaverde con l'anticipo fissato per le ore 12 sempre in casa. Cambiamo dalla A2 maschile a quella femminile, perché Ponzano al Palacicogna contro Moncaglieri ha vinto sabato scorso dopo 2 tempi supplementari, 83-82, con la Ciabattoni sempre in primo piano. Si parla di lei, si cercherà di farle fare il passaporto italiano, visto che così potrebbe rientrare anche nel giro della nazionale, se lo meriterebbe. Andiamo sempre sul parquet del Palacicogna per parlare di Ponzano, ma lo facciamo con il coach Campagnolo. Eccolo. Filippo Campagnolo, 50 minuti di battaglia, alla fine è arrivata una vittoria incredibile. Siamo state bravissime a tenere la testa concentrata per 50 minuti. Dopo quello che veniva era tutto un gioco mentale, siamo state brave a stare lì con la testa fino alla fine. Alex Ciabattoni è stata incredibile. Ti vediamo bello rosso, hai urlato tanto, ma hai avuto anche una clac dietro. Sì, è vero, avevo i supporter, gli amici sono venuti a vedermi, mi ha fatto molto piacere. Partita intensa, non avete mai mollato, tutta la squadra ti ha supportato, è un bel segnale. Sì, è un bel segnale, speriamo terza consecutiva e tanta roba contro Torino. Domani continueremo ancora ad esaminare questa vittoria e questa bella partita che insomma dà fiducia e dà morale alla formazione di Campagnolo. Andiamo in B maschile, dove la Ruker Sanve giocherà il 9 marzo, adesso in casa, quindi ritornerà tra 15 giorni. Champions invece per quanto riguarda il volley femminile, Champions al Palaverde con l'Imoco che ha affrontato l'altra sera la Willots vincendo per 3-0, risultato che le serviva per passare il turno, visto che c'erano stati dei risultati favorevoli, ed approdare così ai quarti di finale, dove potrebbe affrontare domani alle 13. C'è in Svizzera il sorteggio e quindi sapremo chi ci toccherà tra le 3 turche e Novara, insomma. Maschio, il copresidente ha detto vorrei evitare Novara, mentre il presidente Garbellotto ha detto vorrei evitare a tutti i costi la Vakif di Istanbul, che è quella che ha vinto la Coppa lo scorso anno, che abbiamo avuto modo di vedere proprio a Bucarest, dove abbiamo sfiorato veramente il colpaccio. Andiamo a sentire Samantha Fabris, che sui social sta impazzendo anche per quanto riguarda questa nostra intervista e le sue dichiarazioni. Insomma, è un po' reticente, diciamo così, quando la domanda mia è andata sul fatto che non aveva passato una bellissima settimana, però è stata brava a rispondere e ce l'ha promessa. Eccola. Sami, che sofferenza! Tanta, soprattutto oggi. Abbiamo aspettato anche altri risultati, come sapete tutti, e ce l'abbiamo fatta, abbiamo creduto veramente. Dobbiamo guardare in futuro di non fare più sbagli come che abbiamo fatto prima, e adesso andiamo fino al fondo, vogliamo andare. Possiamo dire che noi credevamo in te, questa sera abbiamo creduto ancora di più. Sì, penso che oggi abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, ognuno ha dato il suo, abbiamo spinto 100% e penso che possiamo fare ancora meglio di questo. Dobbiamo spingere ogni partita così e ci daremo tante soddisfazioni. Il presidente Maschio diceva che non è una qualificazione proprio meritata del tutto, però... No, non è meritata per tutto, però noi speravamo veramente che una volta ci viene qualcosa anche noi, qualcuno altro ci può spingere. Non ce l'abbiamo proprio meritata, però siamo stati noi questa volta fortemente passati e adesso non molliamo. Spiegami
Hai avuto un po' di brividi sulla pelle quando lo speaker chiamava il tuo nome e il pubblico rispondeva, insomma, perché non è stato un gran bel momento per te in questa settimana? Ma non so, sì, un ultimo mese non avevo fatto molto bene, ultimi un mese e mezzo, 2, fisicamente non stavo benissimo, però adesso mi sto riprendendo e ci arrivo. È la Fabris che vogliamo? Sì, arriva, grazie. E ci crediamo che arrivi la Fabris che vogliamo, quella che riesce a scuotere le partite, a cambiare le partite naturalmente come aveva fatto fino ad ora. Benetton adesso, parliamo di rugby perché sabato a Monigo c'è stata un'altra splendida vittoria dei ragazzi di Crowley che hanno battuto i Dragons nettamente per 57-7, prestazione importante che aggiunge così una seconda vittoria al trittico di gare interne che si concluderà appunto sabato contro Edimburgo, partita importantissima. Sentiamo però ancora gioie dalla sala stampa a cura di Ezio Galon dopo quei 57-7 rifilata ai Dragons. Sì, c'è stato un episodio quando eravamo giù in Sudafrica con i Kings che avevamo vinto e c'era un'ultima touche per noi e non sapevamo se giocarla o meno, l'abbiamo giocata e lì abbiamo parlato un pochino con dei ragazzi e abbiamo detto la nostra mentalità deve essere quella intanto di prendere piacere in campo e poi fin quando c'è un'opportunità per giocare, divertirci e segnare punti la dobbiamo sfruttare. Oggi i ragazzi l'hanno fatto da subito fino alla fine. È normale anche che con questo tempo, avendo corso così tanto, ci sia un pochino di qualche errore verso fine partita, ma ci sta completamente nell'economia della prestazione. Però l'attitudine, la mentalità, la voglia di giocare, divertirsi per questa squadra qui, per questa maglia è una cosa incredibile e il risultato ne è una conseguenza. Ovviamente non l'avevate mai fatte in questa lega, mi pare. Forse in prima stagione può essere successo, però in questa maniera, dominando così, no, credo che sia uno step, sia un altro mattone sull'edificio che stanno costruendo i ragazzi. E tanto di cappello, adesso la capacità loro lunedì di mettere questo in saccoccia e ripartire su un altro challenge è fondamentale, è quello che sono riusciti a fare fino adesso. Arriva un'altra partita fondamentale per noi, quindi immagazzinare tutta l'energia, quello di positivo che c'è, lavoreremo su alcuni piccoli dettagli, però adesso è fondamentale proprio questa, la nostra capacità di riazzerare e ripartire su una performance come questa, è quello che serve fino a fine stagione. Per noi d'ora in poi, l'abbiamo detto anche prima di Scarlett, è tutta una fase finale, è tutta un playoff, quindi ce la giochiamo con l'energia ovviamente, con tutto quello di emotivo che c'è in queste situazioni, quindi penso sia un bel challenge per tutti e lo porteremo avanti fino alla fine. Sala stampa del Monigo con Galon e allora abbiamo concluso, vi ricordo sabato si gioca sempre a Monigo per la Benetton contro Edimburgo a partire dalle ore 16, non mancate. È tutto, noi ci attendiamo e vi attendiamo domani, sempre alla solita ora, canale 95 per per Caffè TV 24, venetoglobe.com, invece trovato tutto in modalità on demand. A tutti voi, buona giornata.